Eder. Mech. Pallister. Era una gita, una giornata di festa, terminata però in tragedia. Un bimbo di 10 anni, Vincenzo Lantieri, è morto cadendo in un pozzo artesiano nelle campagne di Palazzolo Acreide, Siracusa, durante una gita della Fondazione Anfas Doniamo un Sorriso, che si occupa di piccoli con disabilità. Ferita e sotto shock una donna di 54 anni, che si è calata nel pozzo per tentare di soccorrere il bimbo. In contrada Falabia, a Palazzolo Acreide, la gita dell'Anfas era organizzata nell'ambito delle iniziative per un campo estivo, più bambini e più operatori. Il piccolo, fratellino di un bambino disabile, sarebbe sfuggito per alcuni minuti ai controlli, mettendosi in piedi sopra la copertura che chiudeva il pozzo artesiano, che però avrebbe ceduto improvvisamente. Un'operatrice della cooperativa, 54 anni, ha tentato immediatamente di scendere nel pozzo, utilizzando una corda, secondo alcune testimonianze avrebbe prima urlato al piccolo di stare tranquillo, di mantenere la calma. Ma il tentativo non è servito. Il bambino è morto per annegamento, nel pozzo profondo circa 15 metri, per metà pieno d'acqua. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, l'educatrice è stata messa in salvo, soccorsa da una squadra speleo-fluviale dei pompieri, che l'ha poi affidata al 118. La procura di Siracusa ha aperto un'indagine sulla morte del bimbo. L'inchiesta, ancora a carico di ignoti, ipotizza il reato di omicidio colposo. I magistrati stanno cercando di ricostruire la dinamica della tragedia e di capire se il pozzo, profondo 15 metri, fosse segnalato. Tragedia a Montemarano, un bambino di 8 anni ha perso la vita in un tragico incidente domestico. La vittima, identificata come Domenico Gallucci, era il figlio di una coppia residente nel paese. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si trovava nel garage della sua abitazione quando è caduto, battendo violentemente la testa. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma nonostante i disperati tentativi di rianimazione, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso del piccolo. Le indagini sull'incidente sono state prontamente avviate dai carabinieri, che si sono recati sul luogo della tragedia, per raccogliere tutte le informazioni necessarie. Pare che l'incidente sia avvenuto intorno alle 20 di ieri sera, mentre Domenico era in attesa di uscire con la famiglia, per partecipare a una festa del paese. Durante questo tempo, il bambino è stato travolto da un attrezzo da lavoro, una taglierina per metallo, che lo ha schiacciato, causando così il fatale incidente. La comunità di Montemarano è sconvolta e si stringe intorno alla famiglia Gallucci in questo momento di profondo dolore e lutto. Shinpei Tominaga, imprenditore giapponese di 56 anni, e figlio di Kenichi Tominaga, il produttore, che ha introdotto in Europa celebri cartoni animati, come Goldrake e Mazinga, è deceduto mercoledì scorso, presso l'ospedale di Udine. L'uomo era stato ricoverato in terapia intensiva, per 4 giorni dopo essere stato coinvolto in un tragico incidente. Tominaga è intervenuto per difendere un giovane straniero, sanguinante che, inseguito da alcuni ragazzi, si era rifugiato in un negozio. Nel tentativo di calmare la situazione, uno degli inseguitori gli ha sferrato un pugno, che lo ha fatto cadere a terra, facendogli battere la testa sullo spigolo del marciapiede. Questo impatto ha causato fratture craniche multiple. Nonostante il tempestivo soccorso e il ricovero in terapia intensiva, Tominaga è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate. L'imprenditore viveva a Udine e gestiva una rinomata azienda di import-export, specializzata in mobili giapponesi.
La sua famiglia, composta dalla moglie e dal figlio, che ancora risiedono in Giappone, è partita immediatamente per raggiungerlo. Gli aggressori, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, e residenti in Italia, con origini familiari diverse, sono stati fermati dalla polizia con l'accusa di rissa aggravata e lesioni gravissime. Accusa che ora verrà modificata in omicidio preterintenzionale. Tra gli arrestati figurano Samuele Battistella, di Mareno di Piave, Daniel Wedam, di Conegliano, Abdallah Diowamaa, anch'egli di Conegliano, Ivan Boklak, ucraino residente a Pescara, e Oleksandr Vitalievich Petrov, suo connazionale. Le telecamere di videosorveglianza, e le riprese effettuate con i telefonini da alcuni testimoni, hanno fornito prove determinanti per il loro arresto. Secondo le ricostruzioni della polizia, l'incidente è avvenuto intorno alle 3:30 della notte in via Pelliccerie, nel centro di Udine. Il giovane straniero, sanguinante, ha cercato rifugio presso il locale Buonissimo Kebab, inseguito da almeno 3 ragazzi. Tominaga e un amico sono intervenuti per difenderlo, ma uno degli inseguitori ha colpito Tominaga con un pugno, facendolo cadere e sbattere la testa. Nonostante un immediato arresto cardiaco, i soccorsi sono arrivati tempestivamente, stabilizzandolo e trasportandolo in ambulanza all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Il padre di Shinpei, Kenichi Tominaga, è considerato il papà di Goldrake e altri iconici cartoni animati giapponesi come Mazinga Z, Gig Robo e l'Uomo Tigre. La sua opera ha permesso alla generazione degli anni 70 di scoprire e apprezzare questi anime, lasciando un'impronta indelebile nell'immaginario collettivo delle successive generazioni. Sarà affidata agli psichiatri forensi Pietro Ciliberti e Gabriele Rocca, la perizia psichiatrica di Alessandro Impagnatiello, l'assassino reo confesso di Giulia Tramontano. Lo ha stabilito la prima corte d'assise, durante l'udienza per il conferimento dell'incarico ai periti, di giovedì 27 giugno. Secondo il quesito redatto dai giudici, gli esperti dovranno chiarire se l'ex barman era pienamente consapevole durante il fatto, affetto da un vizio parziale di mente, la pericolosità sociale e se ci siano disturbi della personalità, e in quale misura possano eventualmente avere influito sul delitto. La perizia verrà ultimata entro la metà del mese di ottobre, e il giorno 21 ottobre è prevista l'udienza, durante la quale verrà discussa la relazione degli psichiatri. Secondo il calendario provvisorio, stabilito dalla Presidente della Corte, Antonella Bertoia, la sentenza dovrebbe arrivare entro i primi del mese successivo, probabilmente già nel corso dell'udienza del 4 novembre. Le PM Alessia Menegazzo e l'aggiunto Letizia Mannella hanno nominato come consulente di parte la dottoressa Ilaria Rossetto, psichiatra forense dell'Università degli Studi di Milano. Anche l'avvocato Giovanni Cacciapuoti, difensore di parte civile, della famiglia Tramontano, ha nominato 2 consulenti che assisteranno alla perizia, al via dall'11 luglio in carcere a San Vittore. Le avvocate Giulia Geradini e Samantha Barbaglia, che assistono Impagnatiello, non hanno nominato alcun consulente. Jinken Goungwefak era una bambina di origine camerunense, che aveva appena compiuto 3 anni il 10 giugno scorso. Purtroppo, è deceduta domenica 23 giugno nella zona industriale di Ponte San Nicolò, vicino a Padova. La tragedia si è consumata durante un picnic al Parco delle Roncaiette, dove Jin si trovava in compagnia della sua famiglia e di alcuni amici. A un certo punto, si è allontanata dal gruppo e accidentalmente è caduta in un canale di scolo. Nonostante gli sforzi immediati dei presenti e l'intervento tempestivo del 118, la bambina è stata trasportata d'urgenza in elicottero al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico di Padova, dove è deceduta poco dopo, come riportato dall'ANSA. L'evento, che doveva essere una giornata di festa, ha lasciato un profondo senso di sconforto e dolore tra i circa 20 cittadini del Camerun presenti, provenienti dal padovano e dal veneziano, che si erano riuniti per l'incontro. La scomparsa della bambina è stata notata intorno alle 18, dando il via a frenetiche ricerche che si sono concluse con il ritrovamento del corpo nel canale. Il padre della bambina, un 39enne camerunense residente a Padova, è rimasto sotto shock. Inutile è stato il suo viaggio all'ospedale insieme all'intero gruppo presente al picnic. Sul luogo della tragedia sono prontamente intervenuti i sanitari del SUEM 118 e i carabinieri delle stazioni di Legnaro e Ponte San Nicolò. Le forze dell'ordine hanno avviato indagini, sotto la direzione dell'autorità giudiziaria, per accertare eventuali responsabilità. L'intera cittadina è rimasta scossa dalla vicenda. Il sindaco di Ponte San Nicolò, Gabriele De Bon, ha descritto l'incidente come una tragedia che ha colpito profondamente la comunità, lasciando una profonda tristezza. Rivolgendosi alla comunità camerunense, ha sottolineato come i suoi membri siano persone perfettamente integrate e stimati professionisti.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.